Buongiorno a tutti, benvenuti intanto. Grazie di essere qui in questo giorno per noi importante. Grazie all'amico e collega Bruno per averci incentivato fin dall'inizio la celebrazione di questo importante anniversario nel centenario della presenza di Lorenz a Spotorno, in quella che fu Villa Bernarda qui davanti a noi. L'amministrazione comunale ci tiene a celebrare l'anniversario dal titolo Lorenz Forever, non come un attaccamento a un passato che non c'è più, ma come slancio verso il futuro. Ci sono tantissimi letterati appassionati di letteratura, io sono un umile ingegnere, quel poco mestiere che ho mi insegna a non infilarmi in campi che non sono i miei, quindi non farò citazioni letterarie, ma sicuramente, come lo è stato per me e per tutti i turisti che da qualche anno le guide del Golfo portano in questi luoghi e raccontano le storie che oggi siamo qui a celebrare, questo è stato un'occasione non solo per conoscere una personalità molto importante, molto influente, che ha prodotto dei bellissimi romanzi, racconti, abbiamo fatto una produzione molto variegata, ma che ha saputo trarre ispirazione non solo dalla Spotorno di 100 anni fa, ma da quello che è rimasto, quindi l'essenza che c'era allora, che ci portiamo ancora oggi e che, lo dico per in primis a me e a tutti i nostri concittadini, perché spesso ci abituiamo alla bellezza e non siamo più in grado di farci stupire da quello che stupisce migliaia di persone che ci vengono a trovare, che sia uno sprone, perché quella essenza c'è ancora, a essere nuovamente capaci di stupirci di quello che abbiamo, dei bellissimi posti dove abitiamo, e non solo luoghi fisici, ma anche delle dimensioni a grandezza d'uomo delle nostre comunità, perché Spotorno ha, e quello lo ha sicuramente conservato, una grandissima realtà associativa e una grandissima comunità che lega i singoli personaggi, e quindi non è solo una questione di luoghi, ma anche la semplicità, se vogliamo chiamarla così, senza sminuirla, di una comunità che è sempre in grado di stupire, che è sempre in grado di regalare degli angoli e delle porzioni di spunto per il pensiero e per qualsiasi altra opera d'arte umana, e quindi che questo anniversario, che queste targhe, che questo percorso, che la memoria della presenza di Lorenz qui da noi sia non tanto un attaccamento al passato quanto uno sprono alla riflessione al futuro e all'essere in grado di farci sempre stupire dalla bellezza dei luoghi e dalla semplicità in se stessa, che un altro bravissimo letterato ci insegna, quale Camillo Sbarbaro, in stili ben diversi da Lorenz, ma da buon ligure insomma, figlio di queste terre, ci insegnava anche lui a trarre ispirazione dai licheni, dai vicoli, dai silenzi, e ci piace pensare che tutto quello che ha ispirato questi due grandi artisti sia ancora qui e sia ancora in grado di ispirare chiunque passi, chiunque ascolti questi racconti, chiunque guardi questi territori e chiunque frequenti le nostre comunità. Ringrazio non solo l'amico e collega Bruno Marengo per averci stimolato questa celebrazione di questo anniversario, l'assessore Gianluca Giudice per aver guidato la squadra che ha prodotto tutto quello che vedrete oggi e che vedrete in futuro, la casa editrice e l'artista del libro Ezio Marinoni che è qua con noi per averci regalato questa analisi attuale, chi parlerà oggi, tutti attori di un percorso che nasce oggi e non finirà con la fine dell'anniversario, ma che ci porterà, come ho detto prima, per un futuro non solo a scopo turistico, celebrativo, culturale, ma anche a scopo di riflessione personale. Grazie davvero. Sindaco di Spotorno, primo cittadino, come ha detto giustamente, non è un ritorno al passato e basta, ma è quasi un nuovo inizio per un qualcosa che dovrà ancora venire, perché questo è motivo di orgoglio, ma di un progetto che può andare avanti anche per valorizzare il paese. Uno slancio verso il futuro e non sicuramente un attaccamento al passato, quello che oggi ci regala il centenario della presenza di Lorenz a Spotorno. Vogliamo cogliere nell'essenza che ispirò Lorenz e altri artisti a Spotorno, nel tornare e sperare che si riesca a essere capaci di tornare a stupirsi delle bellezze che abbiamo intorno, senza abituarci costantemente, lo dico non solo a chi vive questi luoghi, ma a chi li frequenta da tanti anni, delle bellezze che abbiamo intorno, e tornare anche a stupirci della semplicità con cui questi luoghi a misura d'uomo riescono a restituire non solo una pace interiore, ma anche uno spunto alla riflessione, lontani dalla corsa
alla produttività e al lavoro continuo che purtroppo insomma il presente sempre ci richiama a rincorrere. Oggi è più difficile stupire perché sembra quasi che sia stato già fatto tutto. In realtà queste dovrebbero essere delle fonti di ispirazione in luoghi come questo che potrebbero, nella semplicità proprio, riportare a sviluppare un po' di estro creativo negli artisti. Ezio, chiedo prima a te, che lo hai scritto, quanto ci hai messo? Perché hai fatto una ricerca, tra l'altro. Sono anni di presenza a Spotorno e anni di studio e lavoro, di innamoramento di questi luoghi. Qui siamo davanti alla casa di Camillo Sbarbaro, nella parte di vita sua savonese, e in questi luoghi è facile immedesimarsi, come ha detto il sindaco, proprio nello spirito, nell'entità e nell'empatia dei luoghi e delle persone. Entrarci dentro un attimo, innamorarsene è automatico, e poi la scrittura è venuta con ricerca, certamente, Certo. quasi da sola. E per un progetto di questo tipo ci vuole una casa editrice che non faccia un lavoro tradizionale, perché non basta per un progetto di questo tipo, ci vuole un qualcosa di più. E Marco Merli con Erga Edizioni ha creato quello che oggi noi stiamo anche producendo in parte, no? Sì, il libro polisensoriale, cioè il libro con all'interno, grazie a un'app, la possibilità di vedere video, PDF, link, qualunque materiale in modo aggiornabile, intercambiabile, che è perfetto per una comunicazione come questa, dove noi ci trasportiamo dal passato, arriviamo all'oggi e vogliamo poi entrare dentro Spotorno e rimanere in questa bellissima Spotorno per promuoverla e fare in modo che venga riscoperta ancora di più. È chiaro che quando Lorenz arriva qui scopre un mondo, e lui preferisce Spotorno alla più ricca Nodi, perché ci vede quasi l'Italia primitiva, non diciamo medievale ma antica. Ci rimane da amante dell'uomo, della natura, e poi le scoperte che avvengono con Frida, che non con Musa, con Lorenz, ma senza quel territorio, quel patrimonio che ancora oggi vediamo molto fermo nel tempo, probabilmente non sarebbe successo quello che è successo. Questo è, se vogliamo cercare il luogo che effettivamente ha ispirato e convinto Lorenz a frequentare Spotorno, è stato proprio questo, perché il suo primo incontro con Spotorno è avvenuto all'Hotel Miramare per rapporti tra l'editore all'epoca di Lorenz e la proprietà dell'albergo, e sicuramente ci piace pensare che uno sguardo sul golfo dell'isola e sulla realtà costiera di Spotorno abbia contribuito in maniera preponderante a convincerlo a trascorrere qui il periodo che ha trascorso, no, Gianluca? Sì. Qua diciamo, sono i primi giorni del soggiorno di David Herbert Lorenz e sua moglie Frida a Spotorno. In questi primi istanti correva il 15 novembre 1925, i Lorenz scendono dal treno nella vecchia stazione di Spotorno, giungono qua appunto all'hotel e ahimè non ci sono camere disponibili. Frida, molto passionale, sostanzialmente si arrabbia, e quindi riescono comunque a trovare alloggio nella struttura adiacente del custode, Villa Marini. Quel pochi attimi entra in scena anche un'altra figura importante, che poi ne parleremo, Angelo Ravanti. Come dicevamo, qua comunque soggiornò nei primi giorni di metà novembre 1925 lo scrittore. E lo ricordiamo anche con questa nuova targa, sempre con i dipinti dell'artista Donata Isnardi, che ricordano questo atto. Procediamo? Procediamo? Procediamo. E allora, eccola. Oggi ufficializziamo le nuove targhe a Spotorno. Sì, un momento questo importante, targhe che sono state realizzate con i dipinti di Donata Isnardi, che ha ripreso in questa prima parte com'era l'Hotel Miramare negli anni '20, e con i due attori, tra virgolette, la coppia Lorenz che ha soggiornato. Ricordiamo anche che è disponibile un QR code per poi esplorare nel più dettaglio tutta la storia, perché questa è una storia nella storia, ci piace definirla così,
dove vogliamo valorizzare questo tipo di turismo, un turismo non mordi e fuggi, ma un turismo sì culturale, ma un turismo dove ti lascia dentro qualcosa. Ecco, noi ci teniamo in questo e vogliamo promuovere. E non a caso Lawrence Forever. Professor Rovere, benvenuto, ben arrivato, Grazie. molto lieti di questa conoscenza e devo dire che non ha scelto a caso i colori con cui ha deciso di vestirsi oggi. Tutt'altro. Ci spieghi un po'. Ma cioè io amo molto Lawrence, l'ho studiato, ma soprattutto ho apprezzato tutte le cose che lui ha scritto lasciando a Spotorno questo retaggio. E oggi, dovendo parlare di lui, ho pensato di utilizzare due colori che lui amava in modo particolare, perché lui aveva il culto del sole, era un culto paganeggiante, e poi aveva bisogno del sole per la sua tubercolosi. E quindi nelle sue descrizioni cita sempre il blu del Mediterraneo. E allora ho detto, quale cosa migliore? Se non scegliere il blu del Mediterraneo. Il blu del Mediterraneo e il giallo del sole. Oggi abbiamo ufficializzato le nuove targhe, un progetto davvero completo, perché dai video che raccontano un po' quello che è la storia, le traduzioni e tutto quello che è poi un volume, Lawrence Forever, a lei piace Lawrence, insomma tutto un qualcosa che è davvero che è attinente e chiude poi con questo convegno andiamo a chiudere un cerchio di un progetto molto ambizioso. Sì. È anche fonte di, motivo di orgoglio. E che non terminerà qui. È per quello, perché non terminerà, ma andrà avanti. Un inizio di ricordo di questi suoi 100 anni, Quindi, che tra l'altro scadono tra poco, sì, siamo il 15 novembre, il 15 di novembre, quando scende dal treno con la con moglie, Frida, con Frida. e inizia questa love story attraverso il corpo dell'amante di Frida. Professor Conte, benvenuto. Insomma, è un progetto che la vede assoluto protagonista di questa... Io ho un progetto mi dica che lei. mi vede assolutamente entusiasta, perché Entusiasta, ecco, parlare forse è la di parola Lawrence giusta. Forever per me vuol dire veramente riconoscere che Lawrence, a parte il suo soggiorno a Spotorno, è stato un autore che vale proprio la pena di continuare a leggere e a ricordare. Quindi sono molto contento di essere riuscito ad arrivare qui con qualche difficoltà, ma ci tenevo proprio. Bene. Ci tenevo proprio anche per i bei ricordi che ho di Spotorno. Bene, tra l'altro una giornata anche quasi che ispira, no? Perché questi colori, il blu, il giallo, abbiamo parlato insomma Lawrence guardava il mare, il blu del Mediterraneo, come abbiamo detto. Allora era appassionato, scrive delle cose sul mare molto belle. Io nel mio lavoro ho dato sempre un grande spazio al tema del mare e quindi mi richiamo proprio a un maestro. Per me Lawrence è stato un maestro. È morto 15 anni prima che io nascessi, si figuri. Certo. Però i suoi libri, le sue posizioni sul mondo, sulla natura, sull'eros, mi hanno veramente segnato da giovane e hanno continuato. Io continuo adesso a professarmi lawrenziano.